Do la parola adesso a non l'avevamo a Giacomo Zucco, portavoce nazionale di Tea Party Italia, non eravamo riusciti a individuarti, prego. Ero nascosto. Grazie mille per questo invito, di cui sono molto contento, anche del dibattito che si è sviluppato, a cui cercherò di dare un nostro contributo molto veloce visti i tempi. Permettetemi però prima di rubarvi 2 minuti per presentare il Movimento Tea Party Italia, visto che è un movimento molto giovane ed è ancora per ora, e spero per molto poco, nelle catacombe dell'opinione politica e lontano dai riflettori più grandi, ma ancora per poco. Il movimento Tea Party nasce negli Stati Uniti recentemente, poco prima dell'inizio dell'aggravarsi della crisi economica, come risposta alla tassazione troppo elevata, alle politiche finanziarie irresponsabili, alla burocrazia, agli sprechi, al finanziamento delle banche fallimentari. Nasce quindi in risposta a tutti quei problemi di interventismo statalista che gli Stati Uniti hanno visto più recentemente. È un richiamo a ciò che ha fatto nascere gli Stati Uniti d'America, cioè il Boston Tea Party, una rivolta fiscale da cui è nata la più grande antica democrazia del mondo moderno. Poi Tea Party è stato anche interpretato come Tax and Other Ready, già abbastanza tassati, il partito dei già abbastanza tassati. Voi vi domanderete cosa ci fa in Italia un movimento che si richiama a una caratteristica storica così particolare di un paese che non è l'Italia. Beh, il fatto è questo: non solo in Italia ma anche in Giappone, in Australia e in Georgia e in altre parti del mondo le persone hanno guardato 2 milioni di americani scendere in piazza per protestare contro tasse, spese assurde, politiche monetarie responsabili e si sono dette: là sono 2 milioni a protestare, ma sono ancora, anche se sono peggiorati, al 10° posto della libertà economica del mondo, sono ancora una potenza di economia libera, hanno il 30% di tassazione media. Noi, soprattutto in Italia, che siamo non al 10° posto, ma siamo al 64° posto, dietro il Belize e dietro la Mongolia, che cosa dobbiamo fare? Se là sono 2 milioni per il 30%, noi che siamo al 60% di tassazione reale, prima Bortolussi spiegava del 47% che è superiore a tutti tranne qualche paese scandinavo. Ragazzi, 47% su un PIL che comprende il sommerso. Quindi chi paga veramente le tasse lo paga su un PIL che non comprende la genialata di inserire all'interno anche il sommerso, compresa l'economia criminale. Noi paghiamo un 60% di tasse, più anche dei paesi scandinavi, con anche la caratteristica che alcune imprese hanno un total tax rate, una tassazione totale, vicina all'80%. Non solo, a differenza degli Stati Uniti, in Italia la tassazione non è solo eccessiva e quindi immorale e antieconomica, ma è anche illegale. I metodi di riscossione delle tasse violano lo statuto dei contribuenti, violano con il metodo del sostituto d'imposta, violano anche probabilmente un mandato costituzionale perché obbligano i datori di lavoro a lavorare al posto dell'Agenzia delle Entrate senza essere stipendiati dall'Agenzia delle Entrate per fare la riscossione al loro posto. Le circolari interne dell'Agenzia delle Entrate e alcuni mandati interni di Equitalia hanno valenza di legge, cosa che è incostituzionale. Quindi qui abbiamo una tassazione che è elevatissima ed è anche illegale. Quindi noi abbiamo pensato che più dell'America, più degli Stati Uniti, l'Italia ha bisogno di buttare a mare alcune casse di tè. Come ci muoviamo? Ci muoviamo non soltanto con proteste, ma anche con rapporti della politica. Noi non diventeremo mai un partito. Siamo più vicini a quello che prima è stato raccontato come rappresentanza da Vecchioni. Ci proponiamo ad essere qualcosa di simile a un sindacato dei contribuenti, a un movimento di pressione che trasversalmente dialoga con la politica, con le imprese, fa rete con tutti e cerca di porre questo tema sotto i riflettori, perché questo tema è il più grave, perché noi possiamo anche parlare di altre cose, ma quando il 60% di un'economia è mangiata dal parassitismo statale, non c'è altra riforma che possa tenere. Quindi noi ci interagiamo con la politica proponendo ad esempio mozioni. Noi recentemente abbiamo proposto a tutti i comuni d'Italia, a tutti i candidati sindaco e consigliere, di firmare una nostra mozione che chiede semplicemente di adottare l'aliquota IMU inferiore tra quelle possibili nei termini di legge. I comuni non è vero che devono introdurre questa cosa perché il governo ha deciso e non possono fare niente. Possono scegliere tra un'aliquota standard, sia sulla prima che sulle altre case, o tra un'aliquota minima che per alcune famiglie, alcune imprese che hanno magari un capannone tassato, possono fare la differenza tra la vita e la morte, soprattutto nel caso delle imprese. Quindi noi proponiamo questa mozione e diciamo a chi ci segue: questa persona si è candidata presentando questa mozione, quest'altra no.
Ancora, proponiamo un pledge, un impegno solenne, ai candidati di tutti i partiti, alle amministrative ad esempio, dai Radicali a Forza Italia, PDL ai tempi, Lega Nord e spero anche le nuove forze politiche che entreranno nelle prossime amministrative, un pledge di impegno a ridurre al minimo la tassazione e al minimo le spese, al minimo di legge. Se tu firmi questo impegno, di qualunque partito tu sia, noi diciamo che hai firmato questo impegno. Se tu lo firmi e poi non lo porti a termine e poi lo violi, noi adesso con le nostre poche forze mediatiche, in futuro spero con una grande forza mediatica, faremo presente che cosa hai fatto. Questa cosa qui la facciamo in maniera del tutto trasversale e lo faremo con molta attenzione anche con eventuali nuove forze politiche, tra cui quella che ho visto questa mattina ci interessa particolarmente. E adesso vengo a dirvi brevemente perché ci interessa. Ci interessa innanzitutto per il modo in cui viene trattata una tematica locale, la tematica del territorio. Ha detto bene chi mi ha preceduto, la vera lotta di classe in Italia, ma come altrove, ma soprattutto in Italia, è tra la classe dei produttori e la classe dei parassiti. La classe dei produttori e dei parassiti è distribuita, ma è vero che esiste una tematica territoriale riguardo a questa lotta di classe. La classe dei produttori è molto concentrata in alcune regioni del nord Italia, la classe dei parassiti, senza generalizzare, è molto concentrata in altre zone. In altre zone che tra l'altro pagano il parassitismo, perché in un rapporto parassitario alla fine è chi prende che perde più di chi dà, perché chi dà può sempre uscirne, chi prende invece è condannato ad essere schiavo e ad essere sempre incapace e irresponsabile. Quindi c'è una tematica territoriale. Tea Party è nato sorprendentemente in Toscana, ma abbiamo avuto adesso un esplorato pazzesco esattamente in Veneto e in Friuli Venezia Giulia, non a caso, ma perché esistono queste forze produttive che sono assolutamente sensibili al tema. Secondo, il tema locale, il tema federalista, il tema dell'autonomia è importantissimo dal punto di vista fiscale, perché se anche in Svizzera ci fosse domani un Visco svizzero, oppure peggio ancora un Tremonti svizzero, o peggio ancora un Monti svizzero che fa un decreto salva Svizzera cercando di aumentare al massimo la pressione fiscale, i cantoni non lo permetterebbero perché sono in concorrenza fiscale tra di loro e questa concorrenza fiscale garantisce che chi alza in un cantone vede le imprese e i cittadini fuggire in un cantone dove si spende meno. Il decentrare e rendere autonoma la tassazione e la spesa, responsabilizzando però, se tu spendi i soldi tuoi e basta, è la chiave per non solo raggiungere una bassa tassazione, ma mantenerla bassa, altrimenti basta un colpo di mano per alzare la tassazione, un colpo di mano per abbassarla e poi per alzarla di nuovo. Quindi questo tema per noi è fondamentale. Quando si parla di decentramento fiscale, federalismo fiscale, autonomia fiscale, è un tema che è chiave per l'abbassamento delle imposte. Nel merito del vostro dibattito sulle tematiche nazionali invece non so neanche in che ordine elencarvi le cose che ci interessano e ci stanno a cuore. Parole come mercato libero, stato minimo, merito, problema della tassazione sono state ripetute così tanto, ci sono all'interno del vostro programma che come dire, è evidente l'attenzione che avremo verso il vostro movimento. Addirittura sentire citare Hayek davanti a una platea di più di 5 persone è una cosa che per chi è come noi è sconvolgente. Quindi auguriamo proprio la massima fortuna a questo tipo di approccio. Oltre ai temi su cui vi siete dimostrati negli interventi tutti abbastanza d'accordo e che per fortuna sono temi che sono quelli che ci stanno a cuore, ho visto però anche alcuni temi su cui invece c'è un dibattito, c'è una pluralità. La cosa mi fa molto piacere perché sono tutti temi su cui noi, magari non adesso ma in altre occasioni, ora faccio soltanto un excursus brevissimo, su cui noi abbiamo qualche cosa da dire. Ad esempio ho sentito un dibattito sulla questione Monti. Il dibattito era variopinto perché si passava da dire Monti non ha fatto le riforme che doveva fare, le liberalizzazioni sono timide, facciamo l'esempio della riforma del mercato del lavoro che è partita con poche luci e molte ombre, alla fine ha cancellato tutte le luci lasciando solo le ombre, ma parliamo anche delle liberalizzazioni che sono state fatte e poi però è stato detto che voi volete essere la Lega di Monti, è stato detto che Monti ha alzato la pressione fiscale, cosa che era già ai limiti insopportabili e poi però si parla di Monti santo subito, sentivo all'inizio. Quindi in questo tema noi abbiamo una posizione che come dire, vi suggeriamo e su cui vi provochiamo, senza pregiudizi e senza assolutamente nessuna precondizione politica. Noi dobbiamo dire che Monti è stato messo in capo del governo italiano per portare avanti i punti della lettera della BCE, nessuno dei quali includeva una sola tassa. Si parlava di liberalizzazione dei servizi locali, si parlava di abolizione della province, si parlava di taglio dei costi della politica, di meccanismi di taglio automatico della spesa pubblica, si parlava tutte e solo di cose che Monti non ha fatto e non si parlava di tutte quelle cose che Monti ha fatto, tra cui IMU, tra cui aumento dell'IVA, tra cui tutto il resto. Quindi se un presidente che non ha bisogno
del consenso immediato e politico, è stato insediato su un mandato europeo, non fa almeno le cose di quel mandato europeo, che erano tutte ottime dal nostro punto di vista, il giudizio non può essere buono o ancora fiducioso in eterno. Non è pervenuto, ma è critico attualmente. Secondo punto su cui vi provocherei: ho sentito dibattito sull'evasione come, appunto, come giustamente ha detto Bortolussi, un capro espiatorio, veramente una menzogna, un inganno che porta a dire che lo Stato non spende abbastanza e vuole ancora dei vostri soldi. Se ne avesse di più spendereste meno, se ne avesse di più spenderebbe certamente di più, tant'è che il recupero dell'evasione è sempre aumentato negli ultimi anni e la spesa pubblica è sempre aumentata negli ultimi anni, quindi le persone hanno pagato di più e lo Stato ha pagato ancora di più. Però poi sento anche dire nel dibattito chi non paga le tasse deve andare in galera. Io, scusate, prendetela come una provocazione o se volete scandalizzatevi, fuggite dalla sala quando lo dico, ma in una condizione in cui gli imprenditori devono licenziare, chiudere le imprese, alcuni dei quali si suicidano perché bisogna mantenere delle spese folli, delle spese assurde, degli sprechi e bisogna far pagare e comprare lingotti ai partiti con quei soldi, io mi permetterei di dire che chi deve andare in galera non è chi non paga le tasse, ma chi quelle tasse in questa condizione le impone. Velocissimo, altri due punti. Un altro punto su cui in futuro ci piacerebbe assistere ad altri vostri dibattiti che stimoliamo è il punto invece che riguarda la questione Keynes versus Friedman che diceva Bortolussi. I Tea Party americani, così come noi di conseguenza, sono convinti che manipolando il mercato della moneta, manipolando il mercato dei tassi di interesse, soprattutto prendendo i soldi da chi ha investito bene per salvare chi ha investito male e stampare soldi per fare questo, come stanno facendo gli Stati Uniti e come si vorrebbe che facesse l'Europa, non è il modo per evitare le crisi, è il modo per creare le crisi sistemiche, deresponsabilizzando, creando moral hazard, distorcendo i tassi di interesse. Quindi su questo tema vi invito a approfondire molto e non c'è dalle retoriche facili per cui stampare soldi è la risoluzione di tutto, altrimenti si stamperebbero soldi anche per dare da mangiare a tutto il mondo. Evidentemente c'è qualcosa che non funziona perché chiaramente l'inflazione è tassazione. Ultimissimo punto. Dibattito rigore e crescita. Su questo dibattito noi non prendiamo posizione perché la parola rigore non è ben definita. Il rigore, se è fatto tagliando spesa, è crescita, tagliando spesa pubblica e improduttiva. Se il rigore è fatto aumentando le tasse, è decrescita. Non è che bisogna scegliere tra il rigore e la crescita, bisogna scegliere se con rigore si intende ridurre il debito aumentando le tasse, e questa è recessione, o se bisogna ridurre il debito riducendo le spese, e questa è crescita. Grazie. Grazie mille anche per un apporto molto schietto e sono sicuro che non mancheranno occasioni di confronto.